diverso. Se intanto ci saranno delle parole, delle cose che non capirete, ve le spiegherò. Pronti? Ok, possiamo andare allora. Allora, per quanto riguarda il primo effetto, cioè l'effetto sul metabolismo dei grassi. Allora, questo caffè verde a livello di metabolismo dei grassi. Allora, il caffè verde possiede delle molecole che si chiamano metilxantine. Queste molecole hanno un'azione lipolitica, cioè cosa vuol dire? Che hanno la funzione di liberare gli adipociti. Gli adipociti sono così chiamati cellule gialle, sono le cellule tipiche del grasso, no? Ok. Gli adipociti che contengono appunto i lipidi, degli acidi grassi, in altre parole, cosa vuol dire? Sono vere e proprie molecole bruciagrassi. Sì, vabbè, sì. Sono proprio delle molecole così, però questi acidi grassi liberati devono essere per forza di cose metabolizzati dall'organismo. E come li metabolizza l'organismo? Per fare questo è indispensabile, attenzione, sottolineatelo, è indispensabile svolgere un'attività fisica aerobica. Questo proprio è il principio fondamentale, ok? Perché questa attività aerobica metabolizza meglio queste sostanze. Caso contrario, se uno non svolgesse questa attività aerobica, succede che l'organismo riporterà di nuovo nuovamente gli acidi grassi all'interno degli adipociti, quindi renderà vana questa azione lipolitica del caffè verde. Ok, va bene. Proseguendo, abbiamo detto che il secondo fattore è il controllo della glicemia. Quindi sì, dopo farò sempre delle stringhette, ok? Attraverso dei meccanismi che sono poi due. Il controllo della glicemia si effettua così. Mediante questi due controlli, insomma, si tiene, diciamo, di base il controllo degli zuccheri. L'acido clorogenico, che è contenuto in grande quantità del caffè verde, inibisce un enzima. Ecco come va a lavorare a livello del controllo della glicemia, perché controlla, perché inibisce questo enzima. Questo enzima è glucosio 6 fosfatasi, riducendo quindi il processo di trasformazione del glicogeno in glucosio che viene nel fegato. Voi sapete che quando noi ingeriamo troppi zuccheri di quello che sinceramente il nostro organismo ha bisogno, vengano immagazzinati nel fegato sotto forma di glicogeno, ok? Ok. Nel secondo meccanismo di controllo il caffè verde agisce direttamente, parliamo sempre del controllo della glicemia, agisce in un altro modo,
è anche vero che tale efficacia è correlata, cioè questa efficacia, scusate, ma noi ci concentriamo, è correlata ai nutrienti, cioè tutto questo funziona, a parte quello che vi ho detto prima dell'attività aerobica, ma anche è correlato ad un'alimentazione varia ed equilibrata. È ginnastica, attività fisica aerobica. Perfetto. Allora, ci sono domande? Ok, avete capito tutto, sì? Quindi istantaneamente da me mi portate tutti gli esami, tutte le situazioni e si valuterà il caso, perché non è che perché c'è il caffè verde che tutti lo possono prendere, sia ben chiaro. Bene, allora io posso fare un consulto a una di voi e a una di voi, sì, che effettivamente non ha questo, diciamo, tra virgolette, problemi, sì, di grande sovrappeso, medio sovrappeso, sovrappeso normale. Venga, prego, si accomodi. Allora, lei, sì, vabbè, sovrappeso si fa a guardare con l'indice di massa corporea, non mi sembra un grosso problema. Lei voleva dei drenanti. Guardi, allora, diciamo che intanto quello che si consiglia nuovamente bere tanta acqua, anche il mattino c'è un po' di acqua, poco più di mezzo limone, acqua tiepida fa benissimo, insomma, bere tanta acqua, che l'acqua è un drenante primario.
sì.